con Sergio Silva al termine di una gara dove il Follonica per due volte l'ha riaperta, è un po' un eufemismo perché poi chiusa non è mai stata, però insomma è arrivata vicinissimo al pari, poi il Fortalame ha trovato la quarta rete. Sì, penso che l'analisi della partita può essere fatta in questo modo qua. Noi non siamo mai usciti dalla partita, anche quando eravamo sotto 2-0. Abbiamo avuto l'occasione per poter segnare anche prima. E quando sei 3-2 a casa di questa squadra fortissima che è il Forte dei Marmi, ci proverai poi fino alla fine. Negli ultimi 3 minuti poi siamo stati obbligati a giocare in tre e ci ha tolto un po' quell'ultimo assalto che volevamo provare a fare. I complimenti ai miei ragazzi l'ho già fatti, lo faccio anche pubblicamente perché dopo una trasferta di 4 giorni, 3 partite in questo fine settimana, venire qua senza Francesco e fare quello che abbiamo fatto, penso che i complimenti a loro. Forte ha dimostrato tutta la sua forza e grandezza, complimenti al Forte e noi ci si pensa alla prossima. Al di là del risultato, io ho visto un Follonica, al di là che è sempre stato sul pezzo, come hai detto, sempre in partita, ma poi sempre con l'acume e l'intelligenza di sapere cosa fare, perché alle volte rimane agganciato alla partita, però magari per l'episodio, eccetera. Invece qui proprio hanno continuato a giocare fino alla fine. Penso di sì, i miei ragazzi penso che sanno cosa devono fare in pista la maggior parte delle volte, merito loro per come lavorano. Poi venire a Forte in Mare e pensare di non soffrire non è così, perché dall'altra parte c'è una squadra piena di grandissimi giocatori. Come hai detto te, noi siamo sempre stati lì con molta intelligenza, abbiamo creato le nostre occasioni, non abbiamo saputo sfruttare, forse l'unica pecca è questa, perché se non ricordo male sul 3-2 abbiamo un giocatore davanti alla porta e poi la partita lì poi si gioca fino alla fine. Non è andata così, ripeto, complimenti ai miei ragazzi perché sono eccezionali per quello che fanno, pensiamo a vincere la prossima perché il nostro obiettivo è quello di dare fastidio a quelle squadre che hanno l'obbligo di vincere, come penso che abbiamo dato oggi. Non è stata una partita facile per le Forte dei Marmi, proveremo a farlo anche sabato prossimo. Bene Sergio, io ti ringrazio, alla prossima. Grazie a voi.